Ogni manifestazione, ma eccoci praticamente pronti ad affrontare tanti argomenti di grande interesse. Vedete molte fate note di questo mondo, insomma, delle tradizioni popolari così interessante, quando c'è appunto qualche importante novità, interpretazione di indagini che vengono fatte in questo nostro mondo, insomma, così affascinante, interessante, che in questi anni abbiamo visto anche come è cambiato l'approccio, come è cambiata l'intenzione, la partecipazione delle associazioni. Questo appuntamento nasce nell'ambito di tutta una serie di iniziative, di lavori dell'Associazione Gruppo Forte di Messina, che dopo come dire, la tappa dei 70 anni celebrata lo scorso anno, da quest'anno prosegue, insomma, con le proprie attività, appunto, sia di ricerca ma anche, insomma, di divulgazione di quello che è il patrimonio collettivo popolare di questa comunità. Ed ecco che l'appuntamento di oggi con, vedete, insomma, tra l'altro la luce, la presentazione di un nuovo modulo del vestire popolare del tempo, di cui avremo modo di parlare, della sua evoluzione, della nascita, la realizzazione, eccetera, ci dà, insomma, l'opportunità di un incontro che permette poi una riflessione più ampia in questo contesto. Parleremo naturalmente, poi vi anticiperò, insomma, il piacere che avremo di condividere questo tavolo con relatori autorevoli che ci racconteranno, insomma, le esperienze, ma anche, insomma, da prestigiosi e autorevoli osservatori ci daranno anche delle indicazioni piuttosto importanti. Prima però, insomma, di tutto questo vorrei far fare il saluto dell'amministrazione comunale, visto che questa rientra, insomma, questa iniziativa nell'ambito delle attività culturali di questa comunità, e quindi pienamente condivisa dall'amministrazione comunale, per cui io cedo subito la parola al sindaco Tarcisianella, perché, insomma, con lui apriamo ufficialmente questo appuntamento, per cui grazie anche di questa occasione e prego, signor Sindaco. Grazie dell'invito che mi è stato rivolto, di poter essere io a salutarvi e a presentare i lavori di questo pomeriggio. Ringrazio innanzitutto l'associazione Sinai e il presidente Alessandro Geddu di avermi invitato, ma anche di aver voluto questa iniziativa. È un'iniziativa importante, un gruppo folcloristico, oltre a fare folklore fa cultura da tanti anni e ha avuto il desiderio di trasmettere i risultati di tanti anni di ricerca, di approfondimento culturale e di presentarlo con illustri relatori. Io ritengo che questa sia una delle pochissime occasioni in cui mi si è offerta la possibilità di acquisire nuove conoscenze. Questo patrimonio di conoscenze e di esperienze della vostra associazione viene reso pubblico. Tante volte abbiamo apprezzato i costumi, abbiamo apprezzato ciò che potevano rappresentare questi costumi. Io voglio ricordare solo un aspetto sul costume di Sinai, non avendo quelle conoscenze e non avendo quelle competenze che altri hanno. Mi colpì una osservazione di un visitatore della Sardegna dell'Ottocento, non vorrei sbagliare, ma era la Marmora, che rimaneva stupito davanti alla ricchezza, all'eleganza del costume, e il commento era: ma come può un villaggio di villani riuscire non solo a ottenere qualcosa di prezioso, ma anche a indossarlo e a viverlo con tanta eleganza e con tanta consapevolezza. Oggi forse ne sapremo di più. Grazie. Abbiamo centrato un po' l'obiettivo del nostro focus, perché partiremo, anzi avremo molti richiami, molte cose ripartiranno proprio dalle informazioni, dalle iconografie, dalle notizie, e insomma tutto quel periodo che evidentemente hanno diffuso quella moda, quel costume in Sardegna era così diffuso. Prima appunto però di entrare nel merito, ancora una volta ha parlato il sindaco di questo importante aspetto culturale che segna anche un po' la vivacità di questa nostra comunità, e quindi mi sembra giusto chiamare Marta Tassili, che è l'assessora alla cultura, e quindi insomma stiamo
folk che da tanto tempo, come ha detto il nostro sindaco, si dedica con tanta passione allo studio di quelle che sono tutte le caratteristiche della nostra tradizione e del nostro costume. Il gruppo folk ha organizzato in maniera puntuale, meticolosa e con tanta passione questo evento, a prescindere da quello che doveva essere poi il calendario del dicembre sinaese, e dunque poi ha deciso di donarci questa serata che noi abbiamo volentieri inserito nella nostra programmazione, perché ritengo che sia uno spazio molto importante, a parte perché, come diceva giustamente lei, sottolinea quella che è la grandissima vivacità culturale presente nella nostra comunità, la grandissima vivacità espressa dal gruppo folk, e poi a mio avviso ci permette di riservarci uno spazio di riflessione ma anche di confronto, perché comunque questo tema spesso diciamo che può creare qualche disaccordo, emergono punti di vista differenti, e dunque ritengo sia importantissimo stare tutti insieme in una sala, perché no, confrontarci anche laddove siano delle visioni differenti. Dunque vi ringraziamo tanto per questo impegno. Giustamente in questo passaggio sul dibattito che c'è sul quello è la storia che parla, quindi quando abbiamo fonti storiche su cui basarci, su di quello certamente non si ha la possibilità di avere delle opinioni discordate, se non quelle vedremo anche come si può realizzare, come si arriva attraverso una iconografia a ricostruire un apparato vestimentario complesso e completo, insomma anche su questo avremo modo di indagare. Mi piace molto che l'associazione culturale del gruppo folk di Sinai abbia scelto di comunicare questo evento in sardo, e dunque lo faccio tutto scritto ad un sardo, a 1800 avvenimenti, si vede su in meta, si va a progetti, si tornano grazie a questo muro, e complimenti insomma per aver scelto di comunicare anche il sardo, perché fa parte insomma del nostro patrimonio culturale. Ogni tanto deve insomma ricordare che abbiamo anche quello come sacca, come scrigno da poter come dire, ogni tanto tirar fuori per comunicare almeno fra di noi qui in Sardegna. Tante riflessioni, tante occasioni, tante documentazioni che ci porteranno poi alla conclusione di questo incontro a spiegare e a far sapere insomma come è nata da questa ricerca insomma questo nuovo elemento di abbigliamento, questa parte della moda che contraddistingueva nel passato. Vediamo anche a quale anno si collocherà più precisamente questo nuovo modulo. E a parlare di tutte queste cose saranno in tanti, io vi anticipo, anche se già nella locandina ci sono insomma le relazioni, ma ve le dico anche nell'ordine con cui avremo modo di snocciolare e di parare insomma tutta una serie di cose che verranno proposte stasera. Cominceremo con l'associazione che ha organizzato questo appuntamento, quindi con Alessandro Pugetto, che ci parlerà insomma dell'esperienza del contesto culturale e quindi delle attività di questa sua associazione, di questa associazione cittadina, per proseguire poi con un'altra esperienza, credo analoga, perché poi l'ho detto in apertura, ma mi pare che ci sia in questi ultimi anni una coscienza e un approccio differente, lo vedremo anche rispetto al passato, nell'essere componente di un'associazione culturale e occuparsi di folklore oggi, rispetto magari a mezzo secolo fa, 70 anni fa, quando nasceva anche questo gruppo. Quindi entrare nel merito del folklore inteso proprio nel suo valore etimologico, cioè folk e loro, questa parola che William Thoms aveva coniato per rappresentare il patrimonio collettivo, cioè della gente, folk, del popolo e dell'oro, dell'esperienza, della conoscenza, di quelle tradizioni orali che venivano tramandate di generazione in generazione. E quindi oggi diciamo che nel mondo del folklore c'è un approccio davvero attento, rispettoso e soprattutto un approccio legato alla veridicità. Sempre di più si va a scavare la ricerca di quelle che sono le fonti, e stasera ne vedremo tante, per rappresentare davvero la propria comunità nel modo più autentico possibile, non come dire, inventando un modello più o meno bello a seconda insomma dei casi, come è nel
passato è successo, ma ripeto, questa deriva fortunatamente si sta sempre più orientando verso questa tipologia di approccio e di lavoro. E quindi un'altra esperienza sarà quella di Matteo Azzeni, un altro socio, quello di Serato, giusto, dell'associazione Fedele Lampedusa, e anche lui ci parlerà di esperienze molto simili che sono estremamente utili, come dire, per tutti coloro che si occupano di questi temi e anche per le altre associazioni. Andremo nell'ambito universitario, ancora qui, a parlare di collezioni, di documentazioni, di fonti storiche, e quindi vedere quello sguardo di cui anche il sindaco parlava, che ci ha affascinato, in alcuni casi magari tremendo, e poi alcuni non sono stati così carini come la Marta, ma insomma è bene avere uno sguardo ampio, e quindi con la Rita Laurana molti insomma, di coloro che si occupano di questi temi conoscono molto bene, e quindi dal suo osservatorio dicevo ci fa insomma, capire meglio insomma, quali sono alcune fonti autorevoli e interessanti per la ricostruzione o per quello che era la moda in Sardegna, vista non solo dai sardi ma anche da chi in Sardegna è arrivato. Per concludere poi insomma, con Ignazio Sanfrancesco, con lui avremo modo insomma, intanto di ripercorrere tutta questa iconografia, questa documentazione, ed è veramente tanta, e poi naturalmente ci racconterà come si arriva a ricostruire un abito attraverso appunto le fonti, e questo sarà poi il quadro che noi avremo modo di vivere insieme questa sera. Spero di avere anche il tempo, se tutti rientreranno insomma, nel tempi che abbiamo destinato, per avere anche un piccolo dibattito, comunque un momento di approfondimento con tutti voi, siete tutti insomma interessati a questi temi, per cui cerchiamo di entrare subito nel